Tragico bilancio di un incidente verificatosi stamane a Vicenza, coinvolti un utilitario e un furgone. Una donna di 58 anni ha perso la vita, ferite altre 2 persone che erano sull'auto. Non la riconosce, nel cuore della notte colpisce la moglie con una mannaia. Terrore a Punta Sabbioni, protagonisti 2 anziani coniugi. Fortunatamente la donna è fuori pericolo. È ricoverato in gravissime condizioni il trentenne precipitato ieri pomeriggio in un cantiere a Conegliano. Record di infortuni sul lavoro in Veneto nel 2018, prima regione in Italia. Un episodio che va oltre le normali discussioni familiari, quello che ha visto protagoniste madre e figlia a Campodarsego si sono picchiate per un'ora davanti alla gente alla fiera del paese. Un cartello nel giardino di una casa a Mogliano dopo una serie di furti: non c'è più niente da rubare, siete già venuti 3 volte, l'esasperazione diventa un messaggio. Bocciatura senza appello del contratto aziendale da parte dei dipendenti del Casinò di Venezia. L'accordo firmato da comune e sindacati non piace al 66% dei lavoratori. L'ira delle istituzioni dopo il declassamento del Teatro Stabile del Veneto, che ha perso la qualifica di interesse nazionale. Chiediamo trasparenza al Ministero, abbiamo l'impressione che il Nord-Est sia stato dimenticato. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. In apertura la tragedia che si è consumata questa mattina all'alba a Vicenza, uno schianto tra un'auto e un furgone è costata la vita ad una anziana del Padovano, ferite 2 sorelle della vittima, una di queste è gravissima. I dettagli nel nostro servizio d'apertura. Ecco quel che resta della piccola utilitaria, una Lancia Y, coinvolta all'alba in un tragico incidente tra via Legione Gallieno e porta San Domenico nel centro di Vicenza. Erano circa le 6. Secondo una prima ricostruzione, la Y, a bordo della quale viaggiavano 3 sorelle, si è scontrata contro una Peugeot 207. Sulla Y sarebbe piombato un furgone della Bartolini, un urto violentissimo con la piccola utilitaria schiacciata contro il muro. Niente da fare per la donna che occupava i sedili posteriori, Assunta De Falco, 59 anni, residente a Vigonza, morta sul colpo, ferite le altre 2 sorelle che vivono, una a Vigonza, l'altra a Vigo d'Arzere, una delle quali in condizioni gravissime. Entrambe sono state trasportate all'ospedale San Bortolo. Chiuso al traffico dalla polizia locale un tratto di strada, al lavoro per estrarre le vittime e mettere in sicurezza i veicoli, i vigili del fuoco di Vicenza. Un anziano ha aggredito nel cuore della notte la moglie a colpi di mannaia. Secondo una ricostruzione l'uomo non avrebbe riconosciuto la moglie, che è fortunatamente fuori pericolo. Ci racconta tutto in collegamento Anna Maria Parisi. Buongiorno. Sì, buongiorno da Punta Sabbioni, notte di orrore per un'anziana aggredita a colpi di mannaia dal marito, che l'avrebbe colpita ripetutamente alle braccia e addirittura anche alla testa. L'episodio nella notte tra Pasqua e Pasquetta, con l'anziano che avrebbe preso in mano questa mannaia avventandosi contro la povera moglie per motivi ingiustificati. Non si sa infatti che cosa sia successo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo si sarebbe svegliato nel cuore della notte, erano le 3 del mattino, e non avendo riconosciuto la donna, questa la giustificazione, l'avrebbe più volte colpita. Vero è che l'aggressione è proseguita per diversi minuti, dopo che la donna è riuscita a disarmare il marito. Quest'ultimo avrebbe comunque continuato nella sua furia, colpendola ancora con calci e pugni. Quando la situazione è tornata alla tranquillità, grazie all'improvvisa incursione, diciamo così, di una vicina di casa allarmata dalle urla dell'anziana, ha deciso di telefonare ai figli chiedendo che venissero in suo aiuto. Quindi i parenti sono arrivati nella casa dei 2 anziani coniugi e seguiti dai carabinieri, con l'uomo che è stato allontanato e denunciato e si trova ora sotto osservazione al reparto psichiatrico, dove appunto viene effettuata una valutazione del tipo. Al momento l'anziana a sua volta è ancora sotto shock e anche lei è ricoverata per le cure del caso in ospedale. Questa aggressione così violenta e improvvisa, apparentemente ingiustificata, se non da una
provvisoria, chiamiamola così, perdita della ragione del marito. Da Punta Sabbioni è tutto, restituisco la linea. Grazie e buon lavoro ad Anna Maria Parisi. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso il 30enne di Conegliano, precipitato ieri pomeriggio da un'impalcatura. Un tonfo e poi il silenzio, squarciato poco più tardi dall'urlo delle sirene dell'ambulanza e dal rombo dell'elicottero. L'ennesimo dramma sul lavoro si è consumato ieri alle 17 a Conegliano, in via Re di Puglia, quando un idraulico di 30 anni è precipitato da un'impalcatura alta 6 metri, piombando al suolo. L'uomo, trasportato dall'elisoccorso all'ospedale Cafoncello di Treviso, è ricoverato in terapia intensiva della neurochirurgia. La prognosi è riservata. Il 30enne stava lavorando all'installazione di un condizionatore di una villetta, aveva ormai praticamente concluso. Al momento dell'incidente era da solo e non ci sono quindi testimoni dell'infortunio. Cosa sia accaduto saranno ora i tecnici dello Spisal ad accertarlo. Quel che è certo è che il 30enne è scivolato perdendo l'equilibrio e cadendo a terra. Un problema, quello degli incidenti sul lavoro, sul quale già qualche settimana fa i sindacati avevano richiamato l'attenzione, proclamando uno sciopero di 4 ore, chiedendo un incontro urgente in prefettura a Treviso. Nella Marca sono 8 i morti sul lavoro negli ultimi 8 mesi. Nel Veneto dall'inizio dell'anno sono 21 le persone che hanno perso la vita sul lavoro. Un tragico record che pone la nostra regione in vetta alla classifica nazionale degli infortuni sul lavoro. Restiamo in provincia di Treviso con la cronaca, ma ci spostiamo a Pieve di Soligo con la denuncia di un imprenditore. Un suo dipendente è stato picchiato sabato notte in piazza a Pieve, sembra da un rugbista. Atto di razzismo, ha affermato l'imprenditore. Un violento pestaggio in piazza Pieve di Soligo, 3 del mattino di sabato notte, 2 quarantenni del Bangladesh che camminano per strada aggrediti da un soggetto che, stando alla successiva ricostruzione, sarebbe un rugbista in forza alla nazionale italiana, che uno dei 2 frattura a suon di pugni, mascella e denti. Padre di 3 figli, da 15 anni lavora come tecnico in un'azienda locale. È il titolare che lo ha accompagnato dai carabinieri per sporgere denuncia a raccontare l'accaduto. Stavano ritornando a casa e in piazza Pieve di Soligo, in piazza Emanuele Pieve di Soligo davanti al municipio, stavano camminando, è arrivato uno con una macchina, ha cominciato a suonargli dietro. Loro si sono girati, ma cosa vuoi da noi, no? Questo è sceso, ha preso uno dei 2 ragazzi per il collo, no? Gli ha dato una sbaglia in faccia, gli ha dato disgrazione in faccia. L'altro ragazzo, quello che lavora da me, che pesa 50 kg, no? E si è messo in mezzo, ma cosa fai? L'ha fatto per tirarlo via. E questo gli ha tirato 2 pugni in faccia, fratturandogli tutte e 2 le mascelle, denti e tutto quanto, e poi è scappato via. Il quarantenne è stato trasportato prima a Conegliano e poi a Treviso. In ospedale gli sono state diagnosticate lesioni guaribili in 30 giorni. Gli hanno messo tutti le viti in titanio, roba del genere, praticamente è rovinato. Hanno una prima prognosi di 30 giorni, però non riesce neanche a mettere la cannuccia in bocca. I 2 non avevano certo provocato il loro aggressore, ribadisce Dalbò. Non c'era nessun motivo, secondo me questo è un motivo razziale. Secondo me è razzismo questo qua. Prima l'ha visto 2 neretti, poretti, e è sceso da caffone e ha cominciato a prendere a botte. Qualche indagine da parte dello stesso imprenditore, poi è saltato fuori un nome. La vittima ha riconosciuto la foto del suo aggressore e il tutto è stato riferito ai carabinieri. È grande, grosso, lui nazionale ai rugby, quindi fisicamente è possente l'uomo, no? E tutti hanno un po' paura di questo personaggio, da quello che ho sentito i ragazzi in giro. Però tutti mi hanno chiesto non fare il mio nome perché ho paura. Ed ora un episodio che va oltre le normali discussioni familiari, è quello che ha visto protagoniste madre e figlia a Campodarsego nel Padovano. Sentite. Sono dovuti intervenire i carabinieri per sedare una rissa tra madre e figlia che da circa un'ora se la davano di santa ragione in mezzo alla folla che frequenta la Fiera dell'Angelo di Campodarsego. Dissidi familiari evidentemente mai sopiti tra le 2 parenti che pare non si vedessero da tempo e improvvisamente esplosi dopo un incontro casuale in cui dalle parole si è passati ai fatti, fino a che a separare madre e figlia, entrambe di origine romena, non sono intervenuti i carabinieri. I carabinieri della compagnia di Villafranca di Verona e della stazione di Bovolone hanno identificato 4 presunti autori di 3 aggressioni ai danni di alcuni autisti dell'ATV, l'azienda pubblica di trasporti, fatti avvenuti sulla tratta Verona-Legnago a partire dallo scorso febbraio. Si tratterebbe di 3 minorenni e un maggiorenne che sono stati denunciati. Il primo episodio risale allo scorso febbraio, quando il gruppo di giovani ha bloccato l'autobus che stava ripartendo da Bovolone verso Legnago
posizionandosi al centro della strada e colpendo il mezzo con calci e pugni. Una volta a bordo hanno aggredito verbalmente l'autista, accusandolo di averli volontariamente lasciati a piedi. Il secondo episodio è avvenuto a marzo, quando i ragazzi hanno rifiutato di pagare il biglietto e, ingaggiando una colluttazione con l'autista, gli hanno procurato una frattura al setto nasale, scappando poi verso il centro di Bovolone. L'ultimo caso, sempre a marzo, ha visto i ragazzi senza biglietto e invitati dall'autista a scendere a reagire con degli sputi. Voltiamo pagina e parliamo del contratto collettivo per i dipendenti del Casinò di Venezia. I lavoratori con un referendum hanno bocciato la preintesa che era stata sottoscritta tra comune e sigle sindacali. Ci aggiorna in diretta da Venezia Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Venezia, ancora un nulla di fatto per quanto riguarda il nuovo contratto collettivo di lavoro dei dipendenti del Casinò. I nodi da sciogliere sono tanti, ma da più parti l'intenzione è quella di non far tabula rasa di questi mesi di incontri continui. Noi ci siamo stati fino ad un certo punto, hanno detto dalla CISL, poi si è oltrepassato il limite e non abbiamo firmato. Ma riprendere il dialogo sarebbe importante, soprattutto prima della pronuncia del giudice. Nessuno ha la presunzione di stravolgere nulla, continuano, ma i lavoratori ci hanno chiesto di cambiare il contratto, quindi ci siederemo al tavolo. I prossimi giorni saranno indicativi sull'evoluzione di rapporti ed eventuali dialoghi. Certo è che conviene a tutti cercare un nuovo punto di equilibrio, compreso il comune. Il dibattito più caldo, come si sa, riguarda i premi che nel giro di 3 anni avrebbero dovuto avvicinare la posizione di cui godono i dipendenti più esperti a quella dei più giovani. Visto l'esito del referendum, ha detto Antonini del Sindacato Generale di Base in una lettera che ha inviato all'assessore alle partecipate Michele Zuin, chiediamo la riapertura del tavolo di confronto con documentazione precisa sulle preannunciate azioni di rilancio della casa da gioco, come la ruota gigante di roulette. Si discuta dei possibili esuberi paventati, arrivando alla costruzione di un nuovo contratto. Dunque questa la richiesta dei sindacati, non ci resta che attendere la risposta da parte dell'amministrazione. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie, buon lavoro anche a Ilaria Marchiori. Ed ora la politica, ieri sera ospite a 20:10 Claudio Alessandri, candidato sindaco di Treviso con la lista Centro Democratico. Una candidatura, la sua, ha spiegato durante la trasmissione lo stesso Alessandri, con riserva. A giorni infatti dovrebbe esserci un incontro con i vertici del Partito Democratico cittadino per un possibile apparentamento. Sentite che cosa ci ha raccontato. Lei scioglierà la riserva quando? Il 10. Il 10, sì. Quindi fra pochi giorni? Fra pochi giorni, anche perché ritengo che ci debba essere un incontro, io mi auguro di sì, perché così stanno le cose con quel partito che rappresenta attualmente la maggioranza, poi vediamo cosa succederà. Ecco, non posso... Quindi potrebbe esserci anche un eventuale avvicinamento? Più che avvicinamento, un apparentamento, chiamiamolo così, perché in ottica ballottaggio? Io ritengo che dovremmo vedere un po' un discorso di convergenza programmatica, questo potrebbe risolvere tante Quindi cose. Lei ha un appuntamento a giorni, insomma dovrebbe vedersi a giorni con l'attuale sindaco Manido, quindi 5 in 5 per Casugana, mettiamo un asterisco a questo punto. Con dirigenti 5. del PD più che... Sì, certo, con i dirigenti del PD, chiaramente con Zorzi, Tonella, eccetera. Quindi è in 5 per Casugana, con riserva, diciamo, potrebbero ritornare 4, potrebbero essere confermati 5. Lei mi diceva prima, c'è in programma a giorni quindi un incontro con i vertici del PD? Noi questo l'abbiamo auspicato già da tempo. Avete avuto una risposta? Vi troverete? Non ancora ufficialmente, però io penso che avverrà sicuramente, perché si è detto il dopo Pasqua, per cui oggi è il primo giorno. Ma certo, qualche giorno lo possiamo lasciare. E quindi in questo incontro potrebbe portare a un rinnovo, cioè la sua decisione di scendere in campo è fortemente legata a questo incontro? Sì, fortemente legata a questo incontro. Comunque legata a questo incontro? Ecco, legata a questo incontro, fortemente no, ma legata a questo incontro sì. Già
già io ebbi a dichiarare, così come altri miei amici e collaboratori, che l'altra volta noi abbiamo c'è stato un appoggio silenzioso, io penso, a questa amministrazione, perché ritengo che una discontinuità ci debba essere, altrimenti poi ci si fosse lì. Quindi voglio dire, questa volta l'appoggio sarà un fatto concreto, quindi perché questo? Perché il nostro dialogo deve essere impostato con quelle forze che credono nel discorso dell'Europa. Torniamo alla cronaca con una storia che arriva da Vicenza e che ha come protagonista un 84enne. Sentite cos'è accaduto. Ora ti senti meglio? Ancora un po' di vertigini. Ha masticato delle foglie essiccate di marijuana e si è sentita male. La protagonista di questa storia ha 84 anni. La nonnina aveva ricevuto in dono da un'amica coetanea dei semi, li aveva piantati e dopo un po' di tempo erano cresciute 2 belle piantine rigogliose. Un'ottima tisana deve aver pensato quando ha deciso di far essiccare le foglie dentro ad un barattolo di vetro. Un amico che venerdì è passato a trovarla le ha consigliato di masticare le foglie per assaporarne tutti gli effetti benefici, e così l'anziana ci prova. Alle 3 del pomeriggio di Pasqua, alle 7 di sera chiama i soccorsi e in pronto soccorso porterà proprio il sacchettino con la droga. Ora il nome dell'anziana, che risiede in Viale Europa, è nel registro degli assuntori per fini personali della prefettura. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco restate con noi. Di nuovo in diretta, andiamo a Mogliano, in provincia di Treviso, perché in un'abitazione è apparso un cartello affisso nel giardino in cui si legge: non c'è più niente da rubare, siete già venuti 3 volte. Questa è l'esternazione dei proprietari dopo una serie di furti subiti. Un messaggio chiaro, diretto, senza mezzi termini. Esasperata da una serie di furti nella sua abitazione, la signora Gina Favretto ha avvisato i ladri. Non c'è più niente da rubare, siete già venuti 3 volte. Cosa le hanno portato via? Tutto, robe care, oro, roba da vestire, tutto. Nel cartello attaccato all'albero in giardino si percepisce la rabbia che l'ha spinta a scrivere. La 70enne pensionata che vive a Mogliano ha subito 3 furti in 5 anni. Furti che le hanno fatto crescere la sensazione di impotenza. I ladri le hanno portato via anche i ricordi più cari. Non le è rimasto più niente, neanche un ricordo? No. Adesso dovessero tornare, ci ha detto la signora, non troveranno più niente. Ho deciso quindi di avvisarli. Tutte le volte che sono venuti a rubare mi hanno rotto gli infissi, riparazioni risultate molto costose. La preoccupazione di ulteriori furti attanaglia la pensionata. Mi ho messo le luci, mi ho organizzato. Per la signora Gina però le luci e le inferriate sul retro della casa non sono sufficienti per farla sentire al sicuro. Non è più tranquilla la sera quando si chiude in casa. Vivere in questo modo non è giusto. Una cosa però la donna si augura. Sperando che capiscono quello che è scritto, insomma. Ed ora la campagna di Antenna 3 per salvare le mura di Castelfranco, una campagna a supporto del comune che continua a registrare adesioni per la raccolta fondi, ma c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Essendo nato e vissuto qui a Castelfranco e avendo una così bella cittadina da tenere, viva la storicità di questa bella città. Walter ha raccolto l'appello, uno di quelli che in queste settimane ha deciso che non si può stare con le mani in mano mentre il patrimonio storico non solo di una città ma di un intero territorio cade a pezzi. La macchina si è messa in moto, la campagna del comune di Castelfranco e di Antenna 3 è una realtà. Salvare, adottare le mura e raccogliere fondi per il restauro. Una Castelfranco senza mura è certamente uno scenario estremo, ma non impossibile vista la condizione generale della cinta castellana e il magro bilancio comunale che non permette un intervento complessivo valutato in diversi milioni di euro. Un restauro che potrebbe essere anche un investimento per tutta la marca. Pochi euro, anche 2, bastano se tutti danno una mano. Le mura sono di tutti,
dello Stato e anche dei cittadini, ed è giusto che tutti contribuiscano a tenere viva le bellezze di Castelfranco. Una sfida che trova pieno sostegno dal numero 1 di Palazzo Balbi. Certo, non c'è problema ad adottarlo, personalmente ma anche come regione, cioè questo l'abbiamo sempre dato disponibilità. Il problema è che non abbiamo le risorse che c'erano una volta in regione, questo è il vero tema. Ma guardi, le mura si recuperano chiamate di popolo, dopodiché io direi anche a livello nazionale a volte vedo finanziamenti che sono stati dati dalle comunità, su quali magari potremmo anche dire qualcosa, e penso che sarebbe giusto dalle realtà come Castelfranco, che sono dei pagatori di tasse da paura. La macchina è in moto e va avanti dunque, il percorso non è facile ma decisivo, e a chi mette le mani avanti parlando di difficoltà nel versare il proprio contributo, chi questo l'ha già dato risponde così. Assolutamente no, una volta venuti a conoscenza dell'iniziativa basta recarsi in comune e fare un versamento in maniera semplice, ti rilasciano una ricevuta. Tutto il mondo culturale veneziano e veneto è in rivolta contro l'incomprensibile declassamento del Teatro Stabile da teatro nazionale a teatro di rilevante interesse culturale. Se tu hai tutti 7 nei compiti in classe, un paio di 9 nelle interrogazioni e poi ai quadri finali prendi 4, mamma e papà chiedono perché. Il Teatro Stabile del Veneto, i suoi soci, la Regione e i 2 comuni di Venezia e Padova chiedono trasparenza sulle ragioni del declassamento di questa istituzione da parte del Ministero dei Beni Culturali, che le ha ritirato la qualifica di teatro nazionale retrocedendola a teatro di rilevante interesse culturale. Questa penso sia una scelta politica, una scelta a danno di un sistema culturale del nord-est che invece merita di avere un teatro nazionale. Dal 2014 al 2017, ricordano da Palazzo Balbi, il Teatro Stabile ha aumentato le produzioni del 217% tra la sede veneziana del Goldoni e quella padovana del Verdi. Il numero di artisti scritturati ha segnato una crescita del 139%, le giornate recitative hanno registrato un più 56% e gli spettatori un più 42%. Il tutto a fronte della percentuale di autofinanziamento più alta d'Italia, superiore al 50%. Questo è uno dei teatri che si autofinanzia, anzi è il numero 1, quello che si autofinanzia di più a livello nazionale. Ci sono teatri come il Teatro di Napoli, San Carlo, che si finanzia per il 17%. L'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari ha chiesto quindi un incontro col ministro Dario Franceschini per chiedergli le ragioni di questo declassamento non motivato da criteri oggettivi. Il tema vero adesso è la trasparenza, cioè chi si è assunto la responsabilità di una scelta francamente sbagliata deve dirci perché e deve dirlo sulla base di numeri. Tenete presente che quasi il 30% di tutto il giudizio è formulato sulla base di criteri soggettivi, quindi mi piace o non mi piace, ma sul mi piace o non mi piace, sapete, molte cose potrebbero cadere e accadere. Al declassamento non corrisponderà automaticamente una riduzione dei finanziamenti. Qualunque cosa succeda, precisano dal teatro, la nostra prima preoccupazione sarà quella di mantenere i posti di lavoro. È tutto per questa edizione, subito dopo di noi nuova puntata di Ore 13, si parlerà della qualità dei prodotti, in particolare i prodotti agricoli che finiscono sulle nostre tavole, ne parleremo insieme a Paolo Quaggio, presidente CIA Venezia, Walter Rigobon dell'Adiconsum e all'imprenditore Filippo Lovato. Questa sera poi ritorna 20:10, ospiti in studio il sindaco di Rovigo Massimo Bergamin e il vice sindaco di Treviso Roberto Grigoletto. Vi lascio le previsioni del tempo, l'informazione di Antenna 3 torna questa sera a partire dalle 18:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata a tutti. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Una perturbazione atlantica porta a un diffuso maltempo sulle nostre regioni con possibili fenomeni anche intensi. Vediamo il dettaglio di mercoledì 4 aprile. Sulle Veneto sin dal mattino molte nubi con precipitazioni sparse ma frequenti, localmente anche di moderata intensità. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le minime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 10 e i 13 gradi circa.
Sarà instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, cielo molto nuvoloso con piogge diffuse un po' ovunque, anche forti in nottata. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 10 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 12 e 14 gradi. Poche novità anche sul Trentino Alto Adige, sarà una giornata all'insegna dell'instabilità con piogge diffuse un po' ovunque. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime comprese invece tra 11 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.